In vista del voto elettorale per il rinnovo amministrativo del Comune di Este, previsto per il 15 e 16 maggio, abbiamo rivolto alcune domande ai candidati sindaci. L'unico a sottrarsi al confronto è stato il candidato natalino Zoggia, mentre hanno accolto la nostra proposta i candidati Alfio Aldrigo, Paola Goisis, Vanni Mengotto, Giancarlo Piva e Paolo Venco. A loro è stato chiesto: qual è la promessa agli elettori che saprà mantenere? La promessa principale è quella che difenderemo, come abbiamo fatto in questi 5 anni, l'edilizia residenziale pubblica. La difenderemo e cercheremo anche di ampliarla se ovviamente otterremo un peso politico che ci permetterà di fare questo. Ricordiamo inoltre che siamo l'unica coalizione che difende l'edilizia pubblica, in quanto nell'ultimo dibattito tra candidati sindaco anche il candidato Piva ha espresso la volontà di voler vendere l'edilizia residenziale pubblica per costruirne di nuova. Beh, guardi, sicuramente una delle promesse che io saprò mantenere con i lavoratori è occuparmi non nella scala al primo e al secondo posto, ma al primo posto io metterò 2 ordini di grandezza molto importanti, che saranno il lavoro, dove mi attiverò tantissimo perché questo venga incrementato e gestito, e la sicurezza, perché lavoro e sicurezza sono estremamente importanti per rendere tranquilli, fiorenti e sereni tutti quanti gli abitanti del bacino di utenza di Este. Allora, io di solito quando faccio una promessa la mantengo, per cui tutte le promesse che faccio le manterrò. Noi le nostre promesse le abbiamo scritte nel nostro programma, noi vogliamo essere chiari con gli elettori, il programma è fatto in modo tale da indicare quelle cose che sono fattibili sia materialmente sia in relazione anche alle risorse che sono economicamente disponibili. Noi abbiamo una pluralità di iniziative, le promesse che noi manteniamo è quella di saper governare come in passato abbiamo governato, prima di tutto con imparzialità. Le elezioni sono un momento di competizione, finite le elezioni chi viene eletto sindaco è il sindaco di tutti, qualunque cittadino indipendentemente dalle posizioni, dal voto che ha espresso, deve trovare nel sindaco una persona che è in grado di risolvere, se sono risolvibili, i suoi problemi o comunque di dargli e di indicargli una direzione. Io credo che siccome dobbiamo essere persone oneste, tutte le promesse che facciamo agli elettori dovremmo mantenerle. Io ho un programma che non ha tanti voli pindarici perché mi rendo conto che le risorse delle amministrazioni locali sono e saranno limitate. Il Comune di Este ha avuto un taglio nei suoi trasferimenti da parte dello Stato in 3 anni, a partire dal 2011 con i prossimi 2 anni, di 1.800.000 euro. Non sono pochi soldi tagliati al Comune di Este. Ecco, io credo che il federalismo fiscale purtroppo non invertirà questa rotta, ma ci sono tante altre opere che sono soprattutto anche le piccole opere, la manutenzione ordinaria della nostra città.